Buongiorno, buon inizio di settimana ai nostri telespettatori, anche oggi benvenuti alla nostra rassegna stampa che insomma si prefigge di farvi leggere, di approfondire le notizie dei quotidiani, le notizie più importanti, almeno attraverso le prime pagine, qualche approfondimento. Nella prima parte ci occuperemo dei quotidiani nazionali, oggi molta cronaca politica internazionale, la questione Groenlandia, le spaccature all'interno dei paesi occidentali su questo tema capitalizza l'attenzione dei quotidiani nazionali, poi la cronaca con un macabro ritrovamento di una donna insomma, che era sparita, Federica Torzullo, la donna che si cercava, è stata trovata nell'azienda del marito, con un ritrovamento dicevo anche macabro. Poi tanta cronaca anche per quanto riguarda la cronaca regionale e il maltempo, ovviamente con l'allerta rossa in Sicilia occidentale, nei comuni della fascia ionica, le scuole chiuse, insomma, che racconteremo attraverso appunto la stampa siciliana. Partiamo invece dal Corriere della Sera con una lettura dei quotidiani, delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Eccolo qua il caso di cui vi parlavo, il caso di Anguillara in provincia di Roma. È stato ritrovato il corpo di Federica, è stato arrestato il marito. Federica Torzullo è stata ritrovata appunto nell'azienda del marito Claudio Carlomagno. Si cercava da tempo, depistaggi come titola il Corriere, depistaggi, bugie e poi spunta la mano, il ritrovamento macabro di cui vi parlavo, il corpo nascosto nell'azienda di famiglia. Questa è la foto sorridente di questa donna. E poi dicevo il piano europeo, 93 miliardi, il bazooka qualcuno l'ha chiamato, 93 miliardi di dazi contro Trump, le parole di Giorgia Meloni. E diciamo che dice di aver chiamato il presidente americano dicendogli che ha sbagliato, diciamo, sulle minacce, diciamo, che riguardano la Groenlandia, l'ipotesi di Bruxelles dopo le minacce degli Stati Uniti. Appunto questo è il bazooka di Trump. Una mina sui mercati, titola Federico Fubini oggi sul Corriere della Sera. Leggiamo un passaggio perché sempre più spesso Donald Trump, che ora minaccia nuovi dazi contro 8 paesi europei, si muove ai confini della pirateria. Racconta tutta una serie di cose. Poi Trump ha deciso di non restituire la sovranità ai venezuelani, bensì di procedere a una pura e semplice cattura dello stesso regime. Il petrolio già estratto è stato trasferito in America e venduto per $500 miliardi. E a chi? Il maggior acquirente è il gruppo dell'energia Vitol, la figura decisiva, il suo manager che si chiama John Edison, il quale, guarda caso, ha versato $6 milioni alla campagna elettorale di Donald Trump. Quindi insomma attenzione a queste operazioni che Donald Trump chiama operazioni di libertà, perché poi hanno degli interessi ovviamente economici che poi portano tutti alla stessa matrice, quella appunto degli Stati Uniti. La Spezia, la ragazza di Zuhair, il ragazzo accoltellato in classe, parla, ho cercato di non fare litigare i due, insomma, però il tema è che questo ragazzo è morto, guardate la foto, e adesso in Italia si alza ancora la polemica sulle misure di sicurezza, addirittura misure di sicurezza che dovrebbero entrare anche a scuola. Questo è il Corriere della Sera. Nella prima pagina andiamo a vedere Repubblica, eccolo qua nel taglio alto, i 50 anni di Repubblica, una festa che guarda al futuro, la festa che c'è stata all'auditorium, al centro la risposta dell'Unione Europea a Donald Trump dal 6 febbraio contro dazi per 93 miliardi se non ritirerà la sua minaccia sulla Groenlandia. Il segretario della NATO, Rutte, chiama la Casa Bianca, anche Meloni chiama la Casa Bianca e dice Washington ha sbagliato, no all'escalation di violenza. E poi ancora, vedete, trovate il corpo di Federica uccisa e sepolta dal marito ad Anguillara nell'azienda di famiglia alle porte di Roma. Questa è la prima pagina di Repubblica. Andiamo sulla Stampa. Bazooka anti-Trump, l'Europa si spacca, linea dura di Francia e Spagna, Meloni critica il tycoon, però l'Italia frena. Perché Bruxelles, questo è l'ultimo treno, il commento sulla Stampa. La crisi Europa-Stati Uniti sulla Groenlandia segna la fine dell'ingenuità atlantica, perché l'idea che Washington sia garante della sovranità europea rispettata è in crisi. Questo è il tema, diciamo, che in qualche modo si consolida in queste ore. E poi ancora l'economia sulla pagina della Stampa del lunedì, l'ordine globale ha bisogno di regole, quindi il Mercosur
Sur è una di queste, molto criticato anche in Italia. E ancora i metal detector dividono la scuola e i presidi aprono, scettici invece i docenti dopo l'omicidio di La Spezia. Un coltello è entrato a scuola, una vita spezzata, una comunità che chiede risposte. 2 giorni dopo la morte di Aba, il ministro dell'istruzione Valditara ha rilanciato la proposta sull'utilizzo dei metal detector nelle scuole, ma solo come strumento mirato, non può essere utilizzato in maniera generalizzata, ha spiegato, ma deve essere uno strumento ove vi siano una reale criticità e una diffusione di armi improprie. Si tratterebbe di interventi concordati con i prefetti e con comunità scolastiche. Questo è il tema che in questo momento sta interessando il mondo della scuola, della politica sulla sicurezza. Andiamo a vedere altri quotidiani, vediamo il Resto del Carlino, gruppo quotidiano nazionale, insomma l'apertura anche del Giorno della Nazione. Mio figlio ucciso a scuola, qui stiamo parlando dell'omicidio di La Spezia, subito una legge anticoltelli, la famiglia della vittima lancia un appello al ministro, i presidi come abbiamo visto dicono sì ai metal detector, il papà dell'accoltellatore che è sempre un ragazzo chiede scusa, anche se ovviamente è tardive, il pacchetto sicurezza a breve e la Lega chiede una stretta sugli stranieri. Ancora cronaca a centropagina per quanto riguarda il gruppo quotidiano nazionale, femminicidi, strage senza fine. Federica Torzullo, 41 anni, è l'ultimo, ritrovata appunto ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. L'uomo, il marito, è in stato di fermo, è la terza vittima di femminicidio in pochi giorni, la seconda da inizio anno. Il 28 dicembre era stata violentata e uccisa Aurora Livoli, il 6 gennaio è morta in ospedale un 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita 10 giorni prima dall'ex compagno, quindi una scia di violenza che non si ferma. Vediamo il Messaggero, è Federica, l'ha uccisa lui, Anguillara ha ritrovato il corpo della donna, il Messaggero ovviamente lo mette in prima pagina, ben evidenziato in apertura, il Messaggero quotidiano di Roma, l'omicidio si è consumato proprio alle porte di Roma, Anguillara. La vittima era sepolta sotto 2 metri di terriccio, riconosciuta dagli abiti, il marito in cella aveva scavato una tomba con ghiaia nel terreno dell'azienda. Faccio vedere anche questa notizia che interessa, un po' rimanda alla strage di Crans-Montana. A Roma sigilli alla storica discoteca Piper, irregolarità strutturale, dicono e si difendono i titolari. Questo non è Crans-Montana al lavoro, insomma, per migliorare la sicurezza, è un locale, come sottolinea Carlo Verdone intervistato, che ha cambiato Roma, il mito che ovviamente non finisce qui. E qui la famosa ragazza del Piper, Patti Bravo, insomma ripresa in bianco e nero in questa foto d'epoca dal Messaggero. Andiamo avanti con letture dei quotidiani politici. Il Giornale apre con la crisi internazionale sulla Groenlandia, Meloni-Trump sfida dei ghiacci, Groenlandia tensioni con l'Unione Europea, la mediazione di Giorgia Meloni che sottolinea e dice di aver detto al presidente Trump che i dazi sono un errore. Questo è il Giornale. Andiamo a vedere Libero. Il PD sbarca al circolo polare, dal campo largo al campo base, Meloni critica Trump sulla Groenlandia, ma a Schlein e soci non basta, vogliono spedire anche loro i soldati tra i ghiacci come i francesi. E Berlino intanto ritira le sue Sturmtruppen. E questi sono, così in vignetta, i leader del centrodestra, Giuseppe Conte, Elly Schlein e Bonelli, con l'orso polare dietro. Metal detector a scuola si può fare, l'apparecchio a mano costa solo 150 euro e il ministro apre, quindi insomma sul metal detector insomma, ci si può discutere, dice il ministro. Ancora Eurocomica tra i ghiacci, ancora tariffe al 10%, l'Unione valuta ritorsioni da 93 miliardi. Scusate, Macron, aizzato da Gentiloni, invoca il bazooka europeo in relazione ai dazi di Trump per chi manda truppe in Groenlandia. Metz, quindi la Germania, protesta, eppure ha già ritirato i soldati per il maltempo. Meloni medio, ho sentito Donald, solo una incomprensione, questa è la verità. Andiamo a vedere anche il Tempo che insomma apre con una esclusiva, la feccia è il titolo, assassini, stupratori, spacciatori, 40 clandestini selezionati per il centro di detenzione in Albania.
e rimandati indietro da sinistra e magistrati con la scusa dei paesi sicuri. Ecco l'elenco completo, ora basta con ipocrisie e scuse, buttare fuori dall'Italia questa gentaglia è cosa buona e giusta. Questo è il giornale diretto da qualche tempo da Daniele Capezzone. Il Fatto Quotidiano invece apre sempre con i temi della giustizia, il ministro avvisa i magistrati sul referendum, chi nomina Gelli vuole lo scontro, Nordio non si parla di P2, ecco gli impresentabili del sì, quindi uno scontro ancora sulle questioni che riguardano il referendum. L'ultimo quotidiano che vi facciamo vedere oggi è il quotidiano Il Foglio, nell'apertura fredda del lunedì, con le donne iraniane, diritti, la rivolta alla repressione, la solidarietà e i pregiudizi. Quel che resta del femminismo nelle piazze, dice Concia, la voce delle donne su quello che succede a Teheran è da noi. L'apertura del Foglio di oggi. Ci fermiamo per una piccola pausa, ritorneremo subito dopo con i quotidiani regionali. Entriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi. Allora andiamo a vedere e a sfogliare i quotidiani regionali. Oggi ovviamente il racconto è tutto sul maltempo, ieri insomma ore concitate soprattutto alla fine del pomeriggio, tra il pomeriggio e la sera, perché insomma le raccomandazioni della protezione civile, gli avvisi emessi, l'allerta rossa in alcune zone della Sicilia hanno invitato alcuni sindaci a prendere provvedimenti, a firmare ordinanze. In molte città, in molti comuni le scuole oggi sono rimaste chiuse e adesso c'è la paura appunto per questo ciclone Harry, che dovrebbe arrivare a momenti ancora piogge a sprazzi, diciamo, ve lo diciamo in tempo reale quello che sta succedendo. Anzi, a proposito vi facciamo vedere, eccolo qua, l'apertura della Sicilia Web di oggi, che eccola qua, la ricarichiamo, paura per le mareggiate, evacuate alcune case nella Cese, allerta rossa, scuole chiuse a Catania, in altre 4 province. Gli esperti dicono che potrebbe essere la peggiore burrasca degli ultimi anni e questo, diciamo, invita tutti alla cautela, quindi attenzione insomma a tutte le raccomandazioni, non uscite, evitate di usare, anzi vietato usare mezzi a 2 ruote, avvisi dell'aeroporto di Catania che dicono di controllare prima attraverso i portali dedicati l'operatività dei voli, perché qualcuno potrebbe essere sospeso, il terminal C in questo momento è stato chiuso, quindi insomma una situazione tutta in trasformazione proprio in queste ore, seguendo l'allerta diramata del maltempo. Ritorniamo invece sui quotidiani e andiamo sulla prima pagina della Sicilia di Catania di oggi. Sotto coperta è il titolo evocativo che in qualche modo dice di stare a casa. Nubifragi e vento in Sicilia orientale, si fanno i primi conti con il ciclone Harry, oggi allerta rossa, scuole chiuse, coste a rischio. Poi sulla Groenlandia l'Unione Europea reagisce, alza la voce con Trump, il giallo risolto, l'omicidio, il femminicidio di Anguillara, con la vittima ritrovata nell'azienda del marito, la vittima Federico Tarzullo, la fine di Federica nascosta da suo marito, uccisa e nascosta da suo marito. Una tragedia evitata a Catania, tenta di soffocare la figlia di 5 mesi, una tragedia sfiorata ed evitata grazie all'intervento coraggioso di una bambina che ha chiamato i carabinieri, e i carabinieri che sono entrati nell'appartamento hanno sfondato la porta e hanno salvato la madre e la bambina. Cade all'esordio in motocross, questa è una vittima di 15 anni a Gela, un incidente che riportiamo, insomma, che ha in qualche modo insanguinato la domenica siciliana. Poi le notizie di sport che troviamo in questo riquadro, come sempre nelle pagine del lunedì, dei giornali, in questo caso della Sicilia. Da un lato il Palermo che fa festa, vince 1-0 contro Spezia con un gol segnato dopo 10 secondi da Segre. Il Catania invece che va in estasi perché rimonta, vince 2-1 sul campo del Monopoli, il secondo gol a pochi minuti dalla fine, come titola il giornale sui titoli di coda. Entriamo dentro il giornale, parliamo dell'allerta rossa, nubifragi e venti di burrasca, occhi puntati su coste e strade, scuole chiuse nella zona orientale dell'isola. Tutte le misure sono in qualche modo elencate in questo pezzo.
c'è anche diciamo, la mappa dell'allerta rossa che adesso vedremo anche su altri quotidiani. Questa è la fotografia insomma, della situazione meteo oggi, prevista per oggi in Sicilia. Vediamo anche questa notizia di cronaca battuta dalle agenzie, il giornale ce l'ha in pagina. Si ferma per recuperare la valigia, un tunisino muore investito a Irosa sull'autostrada Palermo-Catania nella zona appunto dello svincolo. Si tratta di un uomo di 60 anni che stava viaggiando in direzione del capoluogo etneo e ha perso uno dei bagagli, è sceso, è stato investito, falciato da un'altra auto. E qui la storia di cui vi parlavamo, questa è la foto di questo ragazzino, Walter, morto sulla moto da motocross, Walter Di Liberto. La tragedia appunto è successa a Gela. Andiamo a vedere invece la prima pagina della Sicilia di Palermo, che apre col grido del mercatari dell'albergheria, il comune vuole mandarci via. Poi una perizia che rivela tutta la follia di Barreca. Qui stiamo parlando della strage di Altavilla Milicia, diciamo il marito che ha ucciso, praticamente sterminato la famiglia con una setta religiosa, con altri 2 complici, insomma una storia nella quale abbiamo raccontato moltissimo. Adesso c'è la perizia su quest'uomo, che denota tutta la follia e le farneticazioni dell'uomo. Dice: ho risuscitato mia madre, pensate un po'. Andiamo a vedere invece la Sicilia di Catania, tenta di soffocare la Sicilia nella pagina di Catania, tenta di soffocare la figlia neonata salvata dalla zia, i carabinieri hanno sfondato la porta e preso in consegna la bambina. È avvenuto tutto in zona di via Playa. Il ciclone fa paura, invece emergenza maltempo, fra scuole chiuse e divieti in serie. Rinviata di Cireale anche la festa del copatrono San Sebastiano proprio per l'emergenza maltempo. Questa è Catania. Andiamo a vedere la prima pagina del giornale Sicilia, il ciclone sferza l'isola, appelli alla prudenza. Allarghiamo l'articolo per farvelo leggere meglio. Arriva Harry oggi e domani, forti venti, piogge e mareggiate, scuole chiuse in molti comuni, lo abbiamo già visto. Paura ovviamente soprattutto nelle isole Eolie, insomma, potrebbero essere investite da questo maltempo. Nel Messinese, a Catania, l'altra mezza Sicilia diciamo, ha un'allerta di colore giallo. La foto in prima pagina dedicata al Palermo, questo giocatore del Palermo che festeggia il gol, si chiama Segre, il suo gol decisivo dopo 10 secondi per portare 3 punti a casa e per rilanciare il Palermo in classifica. Un po' di notizie di cronaca: perde il controllo della moto e si schianta, morto a 15 anni, lo riporta anche il giornale Sicilia. Le violenze allo Zena, adesso caccia i pistoleri del racket delle case abusive. E poi una notizia che riguarda la città e il comune: ricorso respinto dal TAR per i tram, sì al progetto delle nuove linee. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, la pagina della Sicilia, la pagina di Messina della Gazzetta. In arrivo il ciclone Harry, allerta rossa a Messina, sospesa per oggi l'attività didattica all'università e nelle scuole, chiusi gli impianti sportivi, ville e cimiteri. Gli stessi provvedimenti sono stati presi anche nei centri di tutta la zona ionica. E arancione lungo la fascia tirrenica. Ieri c'è stato anche un terremoto a Militello Rosmarino, un terremoto di magnitudo 4.0, siamo sui Nebrodi ancora. Le notizie che riguardano appunto la Sicilia, tra rischio insabbiamento e cantiere a rilento, timori per gli approdi a Tremestieri, un vertice per i lavori del nuovo porto. Oggi il confronto con i sindacati per fare chiarezza, diciamo, vedremo se questo confronto ci sarà anche visto il maltempo. Poi sabato notte a Milazzo l'auto non si ferma all'alta e si schianta, grava una ragazza, arrestato un 22enne, la macchina come vedete qua si è praticamente capovolta e messa in verticale. E la politica con De Luca che ha chiuso la sua 2 giorni a Caltagirone. De Luca, ex sindaco di Messina, leader di Sud chiama Nord, non farò più il solista, dice, lancia il suo progetto del governo di liberazione, un cambio di metodo aperto a chi ci sta, dialogo con il centrosinistra, freddezza invece nel centrodestra. Vediamola in pagina queste notizie, vediamo intanto la notizia dell'allerta. Il ciclone Harry scatta l'allerta rossa nel Messinese, lungo la costa orientale della provincia peloritana previste le maggiori criticità, nel capoluogo e negli altri comuni ionici oggi scuole chiuse, di colore arancione l'allerta per la zona tirrenica. E qui la vediamo meglio
con la mappa in questa zona rossa che va praticamente nella provincia di Messina dal lato del Mar Ionio, quindi da Capopeloro fino a Catania, mentre sulla fascia tirrenica è allerta arancione, così come nel centro della Sicilia, nella parte della provincia di Catania, nella piana di Catania, nel Ragusano e nel Siracusano, quindi mezza Sicilia insomma in allerta, per gli altri solo piogge diciamo di ordinaria amministrazione. 3 colori diversi per la situazione, e questa insomma la fotografia che ha scattato la protezione civile nell'ultima allerta diramata. Andiamo a vedere invece la questione che riguarda Cateno De Luca. Chiude la sua fase da solista Cateno De Luca, che troviamo sempre nelle pagine della Gazzetta del Sud di Messina. Da Caltagirone il leader di Sud Chiama Nord lancia il governo di liberazione. A luglio nascerà all'Ars l'intergruppo Liberi e Forti. Messaggi di amicizia di Galvagno e Antoci, che erano tutti presenti a Caltagirone. Vediamo, prima di chiudere, delle notizie che riguardano lo sport. Il Catania, per la precisione, rimonta da urlo. Il Catania, a cui siamo sulla Sicilia, torna in cima. Casasola e Caturano sbancano Monopoli. Ribaltone da Oscar, scrive il giornale. In sofferenza nel primo tempo, in svantaggio nella ripresa. Sembrava una gara ormai persa. Invece la sostituzione del tecnico e la voglia di riemergere hanno propiziato le reti, 3 punti e il primato in graduatoria. E qui tutto il racconto della partita con il tabellino e insomma i momenti salienti. Nella pagina successiva troviamo invece le reazioni. Qui è il tecnico toscano che vedete in foto. Ci abbiamo creduto, dice il tecnico, era un confronto difficile ma alla fine abbiamo forzato le giocate. Soddisfatto anche Caturano, il bomber, che ha ritrovato il gol, il secondo gol in 2 partite. Non ci sono gerarchie precise, ci aiutiamo tra noi e questo serve tanto, ma questi, dice Caturano, sono punti pesanti. E qui insomma la festa con il portiere del Catania, il portiere Dini. In trasferta c'erano anche 650 tifosi rossazzurri, sostegno a oltranza. 3 mesi dopo il divieto, i gruppi organizzati hanno creato un effetto Massimino da brividi, che certamente ha aiutato fino all'ultimo la squadra rossazzurra, che si è ripresa il primato. Qui la foto, vedete, piccolina, dei supporter rossazzurri che hanno colorato gli spalti dello stadio pugliese di Monopoli. Con questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi. Vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Seguite ovviamente l'informazione per restare aggiornati su tutto quello che riguarda anche il maltempo e l'allerta diramata per oggi. Buon proseguimento di giornata a tutti.